molto ampio che riguarda tutta la società italiana e tendenzialmente anche l'estero. Partiamo dal fatto che la centralità dell'uomo, che è il nostro punto di riferimento, non può essere realizzata se non cambiano profondamente i paradigmi economici, i meccanismi finanziari e le modalità di approntamento dei mezzi monetari. E quindi in che modo dovrebbe cambiare? Quale sarebbe il vostro progetto paese? Allora, tanto per cominciare bisogna introdurre una moneta parallela, sovrana, statale, che ovviamente non potrà all'inizio che avere circolazione nazionale, non potendo emettere una moneta diversa in base al Trattato di Lisbona, articoli 128A e 128B. Se ovviamente non riusciamo a vincere le elezioni, noi abbiamo già cominciato e continueremo con delle monete locali, che ovviamente non sono sovrane, ma sono utili a livello fiduciario per avviare l'economia reale, perché oggi l'economia reale è rimasta priva di mezzi liquidi che sono stati tutti assorbiti nei circuiti finanziari e speculativi. Come cambierebbe la vita del paese una moneta locale? Beh, innanzitutto non avremmo problemi ad assumere quei 7-8 milioni di lavoratori negli ambiti dei servizi di cura delle persone, dell'ambiente e del patrimonio esistente, soprattutto nella pubblica amministrazione, dove abbiamo la metà dei dipendenti pubblici, ad esempio della Francia. Pensiamo a far funzionare meglio gli uffici giudiziari, gli ospedali, le scuole e appunto l'ambiente. Ma scusi, quindi basta stampare moneta per essere ricchi, cioè le risorse poi da mettere vere, effettive, da mettere non in è campo? ricchezza, sono mezzi monetari che gli operatori accettano e che li accetta anche chi li ha emessi, cioè lo Stato, in pagamento delle tasse. Quindi è una moneta che ha lo stesso segno algebrico delle tasse e ci consente di evitare anche il problema del disavanzo pubblico. Ma mi scusi l'ignoranza, se dietro una banconota non c'è una ricchezza reale equivalente, questa banconota ha un valore reale o un pezzo di carta? È come l'euro, perché dietro l'euro cosa c'è? È carta. Se ne producono migliaia di miliardi per aiutare le banche nella gestione dei titoli tossici che esse stesse emettono, e la moneta non ha un valore intrinseco necessariamente. Sono esistite nel passato monete che avevano un valore intrinseco, anche i metalli preziosi, perché bisognava regolare la quantità di moneta in funzione delle capacità produttive. Oggi le capacità produttive da una cinquantina d'anni a questa parte sono illimitate, quindi la moneta non è più il limite, la sua scarsità è artificiosa e da questo nascono la povertà e i grandi contrasti nell'ambito del pianeta. Quindi vuol dire, una soluzione del genere praticamente travalica tutto, va oltre la globalizzazione, va oltre l'organizzazione del lavoro, va oltre i riferimenti alle risorse reali, ma davvero basta stampare carta? Ovviamente gli stati che la emettono debbono limitarsi alla capacità di assorbire risorse disoccupate e anche alle loro capacità tecnologiche. Uno Stato per esempio povero emette tanta moneta statale e non vale niente. Uno Stato come l'Italia invece può emetterne in funzione per esempio dell'assunzione di 1 milione di giovani neolaureati nei vari ambiti della pubblica amministrazione. Ricordo che quest'ultima in Italia ha un'età media di 58 anni, quindi deve essere assolutamente ringiovanita, e poi abbiamo tanti giovani a spasso, soprattutto laureati, perché manca il principale datore di lavoro dei giovani laureati, che è la pubblica amministrazione. Ebbene, questo 1 milione di giovani costa solo 25 miliardi. Con 25 miliardi noi possiamo risolvere questo problema e fare funzionare meglio la nostra economia e la nostra pubblica amministrazione, non dimenticando che ciò che fa la differenza fra un paese sviluppato e un paese misero non sono le ricchezze materiali, ma i servizi pubblici. Brevemente, siete alleati a qualche coalizione? Noi abbiamo lavorato molto sul territorio, abbiamo estrazioni sia di destra che di sinistra, lavoriamo per quelle cose che ho detto principalmente, no, in questo momento no.